Nell'anno 2016 il Consiglio regionale ha sostanzialmente confermato il proprio volume di attività. Ovviamente l'attività del Consiglio non può essere solo verificata dalla sintesi dei numeri, comunque 80 sedute, una cinquantina di provvedimenti legislativi esaminati, molti dei quali approvati, il rispetto sostanziale dei tempi dovuti alle approvazioni di documenti fondamentali, quelli di bilancio e quelli legati alle scadenze imposte dalla legislazione e dallo Statuto. Voglio ricordare leggi importanti, la legge sulle politiche abitative, la legge dell'istituzione dell'ERPAC, l'ente regionale per la cultura, che ha raccolto tutto l'insieme degli enti e degli istituti culturali di questa regione, la legge sul pubblico impiego, le leggi che disciplinano il turismo, che disciplinano le attività commerciali, che disciplinano le attività sportive. Un Consiglio regionale che è intervenuto più volte sul tema delle autonomie locali, interpretando ovviamente quella che è la riforma avviata ad inizio legislatura dall'amministrazione regionale e anche quelle sfide alle quali abbiamo voluto orientare la nostra regione che con la modifica dello Statuto proposto al Parlamento ha soppresso le province dal proprio Statuto e quindi dal proprio ordinamento. In questo senso ha accompagnato quello che è il percorso che è in atto in questa regione, legato appunto alla riforma del sistema delle collaborazioni intercomunali, le UTI, piuttosto che il trasferimento e la riassegnazione delle competenze tra sistema dei comuni, comuni associati, provincia e regione. Il Consiglio regionale ha ovviamente lavorato alla dimensione finanziaria della regione, approvando ovviamente gli strumenti di bilancio, un momento non facile per le finanze anche regionali, ma comunque con la legge di stabilità che abbiamo approvato come ultimo atto di questo Consiglio nel corso del 2016, in grado di dare risposte, crediamo, soddisfacenti e utili all'intera dimensione regionale. È un Consiglio regionale che però ha lavorato anche su temi e su sfide nuove. Il tema della valutazione delle politiche. In questo voglio ricordare anche come la Corte dei Conti abbia riconosciuto nel giudizio di parifica un'attività nuova e positiva del Consiglio proprio per quanto riguarda la valutazione attenta anche dal punto di vista dell'efficacia finanziaria delle leggi relativamente appunto all'impatto che hanno sul territorio e sulla comunità. Ma è un lavoro che si è svolto e ha visto il Consiglio attraverso il riparto di impegni che compete alle commissioni, ricordo oltre 150 sedute delle commissioni consiliari in quest'anno, ha svolto appunto un lavoro anche riguardo a quella che è la dimensione europea, la partecipazione attiva del Consiglio regionale ai processi decisionali europei, la fase ascendente, così come il rapporto sempre continuo ed efficace con la conferenza delle assemblee legislative italiane, verificando e valutando quelli che sono stati gli inviti giunti appunto dalla dimensione nazionale ed anche un'attività all'interno della dimensione, sempre in questo caso più ampia, rappresentativa del rapporto della Regione Friuli Venezia Giulia con le istituzioni europee da un lato, ma soprattutto con i paesi contermini, con le realtà vicine a noi nella logica anche di relazioni transfrontaliere di cooperazione. È un Consiglio nel corso del quale in questo anno ha svolto anche momenti importanti, centrale sicuramente il quarantennale del terremoto del 1976 che ha interessato il Friuli. Certamente dobbiamo ricordare l'evento centrale, 6 maggio 2016, il Consiglio regionale solenne a Udine con la presenza del Capo dello Stato, il Presidente Mattarella. È stato un momento, direi, il momento topico delle manifestazioni per il quarantennale, momento nel quale il Presidente stesso ha riconosciuto il modello Friuli, l'impegno della nostra regione, l'impegno delle nostre comunità nel dare un esempio con la ricostruzione del Friuli. Mi piace anche ricordare, ci sono organizzati numerosi eventi, le mostre periodiche riguardo agli artisti della nostra regione che vengono ospitati appunto negli spazi del Consiglio. È un'attività importante
della biblioteca del Consiglio stesso, la biblioteca Livio Palladin, che è una biblioteca che tra l'altro risulta punto di riferimento non solo per la nostra comunità regionale, ma è riconosciuta anche a livello nazionale come una delle biblioteche di riferimento del sistema appunto delle biblioteche dei consigli regionali italiani. Voglio ricordare anche i rapporti che il Consiglio ha con il mondo dei conregionali all'estero e con le attività che ha svolto e che svolge in riferimento a questo quadro. A conclusione di ciò, ovviamente, gli auguri più sentiti da parte mia e da parte dell'intero Consiglio regionale a tutti voi per un 2017 quindi che possa in qualche modo annunciarsi in maniera diversa, riportando nella nostra regione, per fortuna non toccata da eventi drammatici, ma possa portare nell'intera dimensione del nostro paese, della nostra dimensione più ampia nella quale viviamo, ovviamente la pace, serenità, prosperità rispetto ad una crisi che sembra non volerci mai lasciare, ma è un anno anche nel quale si è verificato purtroppo nel nostro paese, in Italia centrale, un terremoto disastroso con vittime e danni. Un augurio e una speranza che possano anche questi paesi e queste comunità intraprendere quel percorso di rinascita e di ricostruzione che ha segnato appunto il modello Friuli, l'esempio del Friuli e il risultato per le nostre comunità di una ricostruzione che ha restituito a tutti l'opportunità di una casa, di una speranza e di un lavoro.